Splendida cornice, Sardegna, identità e bellezza. Vi siete mai chiesti come un momento televisivo possa intrecciare musica, parole, emozioni e un profondo legame con la cultura di un'isola? Durante una puntata di Splendida Cornice 2025, Geppi Cucciari e Mahmood hanno regalato un momento di grande intensità emotiva celebrando la Sardegna. La serata si è conclusa con la loro interpretazione di Spunta la luna dal monte, un brano reso celebre dai Tazenda con Pierangelo Bertoli a Sanremo nel 1991. Questo duetto è stato reso ancora più speciale dal monologo di Geppi Cucciari sulla Sardegna, che ha toccato temi come il senso di isolamento e la forza dei legami comunitari. Cucciari ha iniziato il suo intervento descrivendo il viaggio come un'esperienza significativa per chi viene da un'isola, sottolineando come a volte l'isola possa diventare metafora di solitudine e rabbia. Tuttavia, il suo monologo ha poi virato verso una nota di speranza, ricordando l'opera di Maria Lai, Legarsi alla montagna, un'azione artistica relazionale che nel 1981 coinvolse l'intera comunità di Ulassai. Nuoro attraverso un nastro azzurro lungo 27 km. Quest'opera mirava a ricostruire i legami tra le persone, superando le paure e annullando le distanze sociali. Il culmine emotivo si è raggiunto quando Mahmood ha cantato l'ultima strofa di Spunta la luna dal monte in sardo, mentre Geppi Cucciari ne forniva la traduzione in italiano, culminando in un sentito abbraccio. Ma non è finita qui. In un altro momento della serata, Mahmood, che ha madre sarda e padre egiziano, ha condiviso il suo amore per la lingua sarda, definendola più musicale dell'italiano e accostandola allo spagnolo. Su invito di Geppi Cucciari, i due hanno persino intonato insieme Nanneddu Mi, una filastrocca che Mahmood ricorda fin dall'infanzia, scritta dal poeta Peppino Mereu alla fine dell'Ottocento, ricevendo un caloroso applauso dal pubblico in studio. Il professor Andrea Maggi, parte del programma, ha espresso il suo orgoglio per Splendida Cornice, definendolo un programma che divulga la bellezza in un mondo difficile. Ha inoltre sottolineato come il programma promuova la comprensione e la ricerca del proprio posto nel mondo, citando Brecht: beato quel popolo che non ha bisogno di eroi. Dopo aver visto un artista di successo come Mahmood celebrare le sue radici sarde in un contesto così toccante, non vi viene da riflettere su quanto la cultura e la lingua di un luogo possano plasmare profondamente la nostra identità e le nostre emozioni?